Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Ariano. Oggi siamo con uno dei personaggi più affascinanti veramente che ho conosciuto, che è il grande Giacinto Vicentini, poeta, commerciante prima. E volevo da Giacinto farmi descrivere Ariano. Allora lui in 2 minuti mi ha scritto questa cosa qua, che adesso appunto mi legge. Nel frattempo facciamo vedere anche le immagini di questo paese, di questa città, ricordando che negli anni 40-50 era una delle città, uno dei paesi più attivi, più in fermento, ma anche più ricchi, e purtroppo questa caratteristica l'ha persa negli anni, col tempo. E quindi da Giacinto ci facciamo leggere questi 2 appunti, ripeto, li ha fatti qua al momento veloce perché un artista si nasce, non diciamo l'età di Giacinto, ma la lucidità e lo spirito di osservazione è uno dei più moderni e giovani che io conosca. Ariane è un paese fatto più o meno così, 2 case, 2 piazze, 2 banche, 10 bar. La piazza principale è sica delimitata, la parte da sotto è l'Asarpò e di fronte il comune con la sotturetta e da che altri 2 cantoni è il Palassù. Le distirà lunga l'Asarpò anche né traffico e né confusione. La più parte della gente ha più di 60 anni e i botteghi è quasi tutte strade. Una volta da Ariane che era in prigione, l'apertura e la centrale della sugadura. Adesso è solo della pace e della tranquillità. I case e i caie fatte prede e cupi come quelle di tutti gli altri paesi. Le finestre e le porte. La più parte è intestata ai donne. E gli uomini per precauzione si è fatto intestare i portoni, se no restava straforo di volte. Grazie Giacinto, Non c'è di che. però io le chiedo un piacere, se ritorno un'altra volta per fare altre cose si può fare? Sempre si può fare, qui siamo sempre aperti. Però premetto a che inda ciappare. Mi sono accorto. Grazie Giacinto.